Combattenti! Infezione di Questura di Milano, ufficio prevenzione generale, dalla 27458/98 al 27938/04 e poi Sacro Atto Italia numero 27938/04, page 10. Questura di Milano, ufficio prevenzione generale, volante Baggio, quarto turno, oggetto verbale di accompagnamento in ufficio per identificazione di persona sottoposta alle indagini o informata sui fatti, articolo 349 CPP. Russo Angelo, e te pareva, nato a Piazza Armerina a Enna il 12/4/1948, residente a Milano in via Giampellino numero 48, identificato a mezzo carta CI numero AD 7650507, rilasciata dal Comune di Milano in data eccetera, non si crede, c'è strisce di professione calzolaio, ma non era mica nulla facente. Dice negativo SD, negativo SDI, è negativo. È bene o male che sia negativo? Non si sa. Essere positivo, ma AD 4 maggio 2004, ore 18:30. Prima c'era un'altra ora e l'hanno cambiata, appena l'hanno fatta. Dice, presso gli uffici della Questura di Milano, via Fate Bene Fratelli numero 11, il sottoscritto agente di PG Roberto Pacquola e Giuliano Di Angelis, appartenente al sovraindicato ufficio, redige il seguente verbale per dare atto che alle ore 16:15 odierne, in via Lorenteggio 30, hanno proceduto all'accompagnamento in ufficio della persona indicata allo scopo di addivenire strisce la sua esatta identificazione, in quanto resosi responsabile di reato. La persona accompagnata, espletate le procedure di identificazione, è stata rilasciata in data 4 corrente mese, ore, striscia, si legge, letto, confermato, scritto, sottoscritto, il verbalizzante, uno scarabocchio, pensa che stia per Pacquola Roberto, ma visto che uno scarabocchio, lo scarabocchio uguale il capo della questura, naturalmente, che era Paolo Scarpis. E adesso passiamo ai commenti sotto il video di ieri. Innanzitutto, ecco, Sacro Atto Italia 27938/04, pagina 9, Santissimi Pacquola e Corriero più eccetera, ospite d'onore Tramonti. Sacro Atto Italia numero 1, partire da qui, tutto il resto è contorno. Richiesta page, si paga qui, anticanaglie@gmail.com. Nell'oggetto mostriamo il nostro lato migliore, sì, il più meraviglioso, Sacri Atti Italia, sempreverde, imperdibili. Chi si perde un sempreverde è giallo, marrone, sacco, feccia. Sondaggio sul forma la tua
polizia e il cittadino, conoscere i grandiosi trovatelli d'Italia, fratellini e sorelline del grande fratello di Orwell. Se non li conosci, non ti conosci, non sei uomo, non sei donna, non sei gay, sei nessuno. Il Santissimo Babbo Natale Pasquale Roberto augura a tutti più pompini, meno ciallerini. Dice altro che napolitana, quello pensa al tricolore, altro che Berlusconi, quello pensa a tutto meno che a quello che deve pensare. Vabbè, dice altro che eccetera. Il Lafayette Emilia sorci in galera o in manicomio, sorci. Passaparola, ditelo a napoletana, e se napoletana non è d'accordo ignora, quello pensa al tricolore, ai festeggiamenti, ma l'Epifania, dice, l'Epifania tutte le feste porta via, questi sono sempre in festa, adesso hanno il tricolore, l'unità d'Italia, vabbè, sì, tutti uniti contro i cittadini. In galera o in manicomio, dice pure il Papa del Colle, sì, so papi, no? Fere, basta bilaterale, ancora un po' di tempo, dice, poi si chiederà pubblicamente alla comunità internazionale di intervenire, crimini contro l'umanità, arrestare i trovatelli d'Italia Doc, prima fra tutti il Papa del Colle, certo, il custode della Costituzione, il Presidente della Repubblica Italiana, il direttore generale d'Italia. E quando i dipendenti compiono reati, non si comportano bene, naturalmente ne risponde il direttore generale. Sicurezza! Che è decorato, oh mamma mia, sicurezza, oh mamma mia, in arrivo 250.000 euro per potenziare i servizi, chi l'ho detto? Decorato, commentino, servizi uguale di servizi, diciamo a Milano, servizi uguale di servizi, e quindi non potenziare, semmai depotenziare, Baronzate, picchi al volto, l'ex arrestato per stalking. Però, aleatorio sto reato per stalking, vabbè, commentino, forze dell'ordine, uguale forze del disordine, io dice queste forze dell'ordine che a volte sono più veloci della luce, e che a volte li beccano sul fatto, ma come cazzo fanno? E sempre c'è la telefonata del vicino, il vicino, no? Un ignoto, che a volte la portanaia coi coglioni, per esempio, dice, la portinaia, un vicino, sono più veloci e che a volte battono, dice, le lumache in lentezza, addirittura non si muovono proprio, non comprendono, dice, non le capisco proprio, consiglio, prendere con le molle i resoconti della polizia, dice, vedi, Sacri Atti Italia, CC. Primo giorno di soldi a Milano, negozi pieni, boom di visitatori alla Rinascente. Sì, vabbè, ma lasciamo perdere. Commentino dice, affari unici, imperdibili, scedesi trovatelli d'Italia con pedigree, 3 al costo di 1, DM, Comunelli, dice, Meretti, dice, il candidato lo decidono Bossi e Berlusconi, chi l'ha detto? Beh, un certo Boni del Consiglio regionale, dice, beh, lasciamo perdere, Commentino dice, la tutora, Leveretti dice, una mia trovatella d'Italia, Bossi e Berlusconi, sono 2 dei miei trovatelli d'Italia, dice, sono sotto la mia tutela, qualunque cosa decidano, non ha valore, sì, ci vuole la firma la tutora, no? DM, scusate, e m'è scappato, no? DM che sta per... Didì, ma che sta di? Ecco perché m'è scappato. Darsena, Don Pierini, che cura le anime Don Pierini, vediamo, Darsena, Don Pierini dice, basta di grado, Don Pierini l'ha detto, basta di grado, ma non si occupava mica di anime,
Bestia di grado. E chi è che non lo dice bestia di grado? Neppure Napoletano dice bostame. Pure quell'altro, Tremonti, bostame. Pure la Molatella, bostame. Tutti lo dicono, no? Maratti, la Maratti Letizia, che dice? Dice, Terra decida in fretta sui ricorsi. Ecco, per lei devono decidere in fretta, per i cittadini. Commentina dice, sono io la tutora. Dice, la Maratti Letizia, una delle mie numerosissime trovatelle d'Italia, dice, se smarca, demanda al TAR, dice, sono io la sua tutora. Diam, dice, vedi i sacri atti d'Italia, CC. Cricito è il mostro che continuamente appare nonostante il Tremonti lo abbatta un giorno sì e l'altro pure. Ecco, se non si ammazza sto cazzo di Cricito, sulle prime, dice, ai trovatelli d'Italia, dice, non piacevano le scatolette, dice, poi ho cominciato ad aprirgliele, dice, ora ne sono ghiotti. I trovatelli d'Italia, dice, sono così fortunati che se si siedono in un pagliaio, dice, si bucano il culetto con l'unico ego presente. Molto fortunati. Il Corriere Francisco, che dice? Dice, così questa puzza di morta. Dice, per quello Roberto, la befana della polizia, la befana della polizia, chi è? Marano Roberto, Pomodoro Olivia, Maretta Letizia, Rossana Filacchiona, Grazia Cesare Ofelia, Silvia Berluscona, la russa Ignazia, eccetera. Dice, Maroni Roberta, dice, Al dal Verme, festeggiano Al dal Verme, dice, e perché no Al dal Acaro? Ospita d'eccezione il Gabibbo, però, 16 per mettere in gabbia i Babbi Natale d'Italia. I messaggi si recapitano ai noti. Che dice, recapitare i messaggi o la Lafayette Emili. Ma sei ignoto. Dice, i messaggi si recapitano ai noti, agli eletti dai cittadini, ai sindaci, ai presidenti, eccetera. Ovvio, logico. Dice, vietato ridere. Ripreso, dice, da altri spazi, non se ne risponde. E ci sono le risatine. Dice, poi c'è uno, dice, la tua vicenda, ma dice, la vicenda non è mia, io presento, ma non si vede, i sacri atti d'Italia parlano di, la vicenda, dice, non è mia, come lo deve dire, dice, io presento e basta, porto a conoscenza ciò che altrimenti sarebbe rimasto segreto. Dice, spazio, onori e gloria ai trovatelli d'Italia. Ai trovatelli d'Italia, prima di tutti i doc, di conoscente, dice, c'è qualcuno che dice, io, dice, conosco questo, di conoscente, dice, non ne ho, non capisco perché taluni si spazzino per tali, te dima che sta di, dice, non conosce nemmeno se stessa, che l'ha detto i figli di Carabum. Dice, il mostro è sempre quello, Cricito. Che non lo sa, e si respingono perché infondate le dichiarazioni di controparte, che peraltro non ha mai fornito alcuna idonea e valida prova dei versamenti degli importi dei canoni pagati per l'avvenuta arbitraria occupazione gratis e senza titolo di locali di proprietà privata altrui sin dal maggio 2004, in violazione di quanto riconosciuto e garantito dalla legge ordinaria e tutelato costituzionalmente. Milano, 29 marzo 2007. Avvocato Rossana Filacchione. Firma.
degli ortaggi dell'orgolo. Se carote, melanzane con comeri, son d'accordo, i microfoni si spengono,